Dopo il contest estivo che sul litorale di Jesolo ha incoronato il miglior club sandwich con ricetta classica e creativa, ora l'imprenditore della ristorazione Gianfranco Moro ha lanciato un secondo concorso per incoronare questa volta il miglior panificatore che saprà realizzare un pane in cassetta secondo una propria ricetta, adatto proprio alla preparazione del club sandwich. Perché coinvolgere i panificatori? Questa è stata la domanda che noi ci siamo fatti. Questo è un momento difficile per tutta la filiera. Abbiamo pensato che portare una cosa fresca, una cosa nuova nel contesto di Jesolo e del nostro litorale fosse la cosa più giusta per dare visibilità a tutta la nostra filiera e a tutti i nostri commercianti. Da fine novembre a fine febbraio si sfideranno dunque a colpi di farine e ricette personalizzate ben 15 panificatori, dislocati tra Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. I primi 4 sono già passati sotto il fiuto dei giudici sensoriali con i club sandwich preparati dal vincitore del contest estivo Andrea Danieli e ora la sfida continuerà fino a fine febbraio. Chi valuterà il tutto sono 40 giudici sensoriali, che hanno fatto un corso quest'inverno, si sono preparati e sono prontissimi per trovare piccoli difetti e grandissimi pregi del club sandwich. Quest'estate abbiamo valorizzato il club sandwich di Jesolo. Adesso la nostra sfida è valorizzare il pane per il club sandwich. Questa è una cosa importante perché alla base del club sandwich partiamo con un prodotto di alta qualità. Abbiamo fatto delle indagini, abbiamo visto che più del 60% dei chioschi di Jesolo adopera il pane fresco. E questa è una notizia molto importante di alta qualità. E tra le ricette creative che vedono la presenza degli ingredienti più vari, dalle carote biologiche e la buccia di limone, passando per i semi di sesamo e lino, c'è anche chi ha pensato ad un pane in cassetta che vada incontro a chi ha problemi di digestione, con un impasto a basso contenuto di glutine grazie a farine di grano saraceno e riso. Il pane che ho prodotto normalmente lo facciamo in cassetta o sul cestino di vimini. È una farina di grano saraceno, abbiamo messo una parte di amido e una fibra di Piselium che va a portare assieme a una parte di acqua e di olio extravergine di oliva il tutto a una lievitazione molto lenta e naturale.